Accoglierei con un grande applauso. Francesco. Ciao, ben trovato. Perché Francesco non ha 53 anni, non ha l'esperienza di Camilleri, ne ha 37, insomma, e tra l'altro la cosa che mi affascina tantissimo è che lui ha un tutt'altro lavoro. Lui si occupa di costruzione, quindi ha la forza e il coraggio di pensare, insomma, e di scrivere mentre ha a che fare con gli operai, con i direttori di banca, con i clienti che devono acquistare. Poi tra l'altro la cosa incredibile, in questi giorni ci siamo sentiti per la presentazione, ogni tanto mi ha chiamato, insomma, mi dice: ah, ma guarda che ad Alamo successe un manicomio, ma usinaco, faceva la doccia, si picchiava la corrente elettrica, cosa incredibile, perché lui vive in un'altra dimensione, lui ormai si è calato in questa realtà, lui vive ad Alamo, quindi ad Alamo si inventa le sue storie. Mi ha raccontato 3 giorni fa che vedendo una ragazza che divideva volantini per strada, ce ne sono tantissimi, lui si è inventato un personaggio, era una persona affascinante. Dico, Francesco. Intanto volevo salutare, ringrazio tutti per essere qui questa sera alla presentazione del mio libro La Biglia Verde. Grazie di cuore, veramente sono emozionato nel vedere tanti amici qui presenti. Sono contentissimo, veramente ci tenevo a presentare il mio libro qui a Borgetto perché sono fiero di essere borgettano, di vivere qui e voglio bene a tutte le persone di Borgetto, Partinico e via. E rispondendo alla tua domanda, sì, qual era la domanda? Dovete sapere, questo lo devo raccontare, dovete sapere che da quando abbiamo deciso di fare questa presentazione, lui ha avuto un problema. Cioè, che cosa devo dire? Che cosa devo scrivere? Niente, perché deve essere naturale. Non c'è un discorso preparato, noi parleremo tutto, del libro. Improvvisiamo tutti. Perché lui il libro, se noi chiediamo a lui, ma domani insomma hai qualcosa da pagare in banca o hai qualche soletta da gettare, non lo sa. Però, ma Diluvio domani dove va? Lui sa, domani Diluvio cosa fa? Mi capita tanto di scambiare il copione con la realtà e viceversa, quindi a volte mi capita, sì, di raccontare a qualche amico presente alcuni capitoli dei miei libri, chiedere dei consigli e magari sì, parlare di Alamo come se fosse una città esistente, quando non lo è affatto, perché Alamo è una città che ho un paesino della provincia di Palermo che ho inventato, non esiste. Allora, molti di voi avranno letto il libro, tanti altri mi auguro lo leggeranno, anche perché c'è un doppio motivo per leggerlo, perché è un libro che ha uno scopo anche di beneficenza. Questo commissario Dilluvio ha un paio di amici, cioè un amico Marco e ha la moglie Cristina, che sono personaggi che poi nei vari libri si ripetono e si ripropongono. Poi c'è il vice commissario sì, Alfredo. Marco e Cristina e il vice Alfredo sono i 3 amici del commissario Dilluvio. Questi provengono dal primo capitolo, dal libro Il passato non si dimentica, e noi li ritroviamo nel secondo e poi successivamente anche in un terzo capitolo. Marco e Cristina nel primo libro erano una coppia di fidanzati, già in questo secondo capitolo li ho fatti crescere, loro si sono sposati, hanno aperto uno studio legale e collaborano tantissimo con il commissario Dilluvio e poi, guarda il caso, abitano proprio di fronte in un condominio al 3° piano dove muore la prima vittima, quindi tra l'altro la prima vittima, che è una bella donna, è Barbara è affascinato subito. Sì, Barbara è una bellissima donna separata dal marito con una figlia che fa l'estetista nell'appartamento proprio di fronte allo studio legale di Marco. Infatti lei parteciperà, però non voglio raccontare tutto perché poi ma anche perché magari se io continuo a farlo parlare, lui mi racconta la storia e finisce. Naturalmente non dirò chi è l'assassino, altrimenti non lo comprate più poi il libro. E stavo dicendo, Barbara sarà la prima vittima. Purtroppo sì, ma tu le donne falle vivere di più, falle vivere di più le donne. Che uomo. Per esigenze di copione lei è la prima vittima, poi ce ne saranno altre donne, mi sembra un'altra donna. Però all'interno di questo libro c'è una signora, un'infermiera che muore pure, perché lui poi è uno che picchia. Però mi ha detto, mi sono pentito, perché volevo farla vivere.
ma già il libro era in stampa, quindi insomma... E allora, la cosa che mi ha stranizzato dopo aver letto il libro, tra l'altro io qualcosa di Camilleri ho letto, leggo anche perché c'è qualcuno che mi suggerisce di farlo perché vuole che insomma legga, dice leggere fa bene col tuo lavoro, allora mi regala sempre libri e io leggo quelli di Faletti, gialli. Chiaro che lo stile è diverso, lui ha uno stile tutto suo, ma